Grazie per la domanda, perché il problema delle guidare è serio. Noi 2 anni fa abbiamo vinto sia al Consiglio di Stato sia in Cassazione proprio su quell'argomento. Siamo riusciti ad annullare circa 1 milione di cartelle perché i messi notificatori non erano autorizzati, cioè quando vi vengono a portare una cartella di Equitalia ci vogliono dei messi notificatori che hanno fatto un corso speciale, che Equitalia noi abbiamo fatto un'indagine nel paese può coprire in circa il 5%, quindi il 95% delle cartelle non lo possono notificare, sono irregolari, essendo un ente di questo tipo sono irregolari. Quindi, però, nonostante che noi abbiamo vinto, non è che voi vi potete rifare quella sentenza, ma singolarmente, però dovete sempre dare un avvocato e pagare. Ecco, questo è il problema. 15 milioni abbiamo pagato. Quindi siamo riusciti a fare questa vittoria grazie a un gruppo della Sardegna, il Sulcis, che siamo forte votato. Loro scoprirono questa cosa, non avevano la forza mediatica, abbiamo fatto un'iniziativa proprio grossa, legale, e abbiamo annullato. Quindi ricordate, quando arrivano le cartelle per raccomandata sono già nulle, per raccomandata non si l'Italia è nulla. Se arrivano quei messi notificatori, voi gli chiedete il tesserino, che non sono riconosciuti perché devono fare un corso speciale, quindi se diano sempre quelli della Trapo, quelli non lo possono fare. Attenzione, il 95% di quelle cartelle sono nulle, quindi annullabili, dovete fare ricorso, non è perché sono nulle. Solo una cosa, il fatto è che se tu le fai decadere, no? Cioè, sì, se le fai decadere dopo, cioè. rimane all'agenzia delle entrate. Qual è la fortuna? Che siamo già nel 2015 per qualche giorno. Ci sono cartelle che 5 anni hanno la prescrizione. Questo è vero. Infatti volevo dire anche a questo, quindi siccome... L'accordo con il quello che ha fatto lo Stato, le persone che hanno ammazzato centinaia di persone l'anno scorso, basta solo usare un po' la testa di... Quindi questo è vero, quindi possiamo giocare su questo, infatti abbiamo fatto delle conferenze, magari se è possibile magari nel mio profilo pubblico proprio queste cose, perché è vero quello che ha detto lui, io pubblico quello che abbiamo fatto, le battaglie, quindi noi non abbiamo l'associazione c'è lui, però abbiamo fatto queste battaglie, e queste battaglie nel momento che le abbiamo fatte, infatti vi avevo detto prima che nel 2012 abbiamo fatto grossi blocchi, hanno coinvolto molta gente, quelli erano 2 blocchi di settore che c'erano la gente, quindi questo è vero, le cartelle di Equitalia se non sono notificate da messi notificatori autorizzati, ce ne sono pochissimi in Italia, sono nulle. Però se le annullate subito ve le rifanno, aspettate, per fare scadere il termine, come dicevo io usiamo la testa e non possono più essere rinotificate. Questo è vero, quello che ha detto lui è vero, quindi ha detto una bella cosa. Ringrazio per la domanda.